Numero di Focus Storia che si trova nelle edicole da agosto 2008. Come potete notare, in uno degli articoli, proprio nella copertina, c'è l'indicazione, è dedicato agli antichi popoli della Sicilia, che abitavano la Sicilia. Questo articolo è un bel quadro che illustra l'arrivo dei primi greci in Sicilia. Fosse Cristoforo Colombo che sbarca nelle isole del Centro America alla scoperta del nuovo continente. Ci sono diversi particolari, in cui erano solo uomini e probabilmente scambiavano le loro merci con le donne indigene. Rappresentano la colonizzazione greca come l'arrivo dei maschi greci che trovano ad attendere le donne dei popoli siciliani in abiti discinti e con il bisogno di essere curati. Ecco, qua si vede un medico che direttamente sulla barca presta le prime cure a una giovane siciliana sorretta da un soldato greco direttamente sulla barca, mentre qua dietro c'è un'altra signorina che aspetta il suo turno, alzandosi già la gonna per non bagnarsi il vestito. Vediamo l'altra didascalia. Avvolta dalla foschia di una calda giornata d'estate estiva, una vasta isola si staglia all'orizzonte. Le navi greche che hanno impiegato pochi giorni ad arrivare fin là, in quella terra che oggi conosciamo con il nome di Sicilia e che più di 3000 anni fa era diventata, grazie alla sua posizione centrale al gran numero di approdi naturali, una piazzola di sosta dell'antica autostrada d'acqua del Mediterraneo. Continuiamo ad analizzare questa immagine che ha veramente... Potete notare qui un soldato che offre un bellissimo vaso decorato con figure alle donne siciliane che sono sedute nella barca. Una di queste allatta il bambino direttamente al seno e un'altra invece con una strana posizione frontale che in un primo momento sembra con le gambe larghe. In realtà c'è un'altra figura davanti che ha un copricapo proprio all'altezza delle braccia, che fa sembrare la figura femminile a una disattenta visione, come se le gambe uscissero dalla gonna divaricate. Quindi sembra che questo greco stia facendo delle proposte di regalare il vaso, di offrire il vaso in cambio di chissà quale prestazione. Invece in quest'altra inquadratura vediamo un signore un po' stempiato che accarezza una siciliana e la prende per il braccio, e la siciliana gli offre un cesto che somiglia molto ai cestini delle hawaiane nel Pacifico. Ecco, una scena molto accogliente, diciamo, troppo accogliente. Invece qua troviamo un altro greco che parla e discute in presenza di un soldato con tanto di lancia, con una coppia di siciliani evidentemente vestiti di stracci, e la donna è a torso nudo e il siciliano ha le braccia incrociate come se fossero ammanettate, non si capisce bene per quale motivo. Comunque qui invece abbiamo un portantino d'acqua che porta l'acqua con un sistema a bilancia con due brocche legate ad un bastone, e qui ancora abbiamo un siciliano, anche questo vestito di stracci,
con un cerchietto in testa e con la barba, un commerciante che contrappone dei vasi e delle ceste fatte sempre con i vimini ai prodotti che portano i greci, dei bellissimi vasi dipinti, anche dei bellissimi tappeti colorati. Faccio notare che l'Etna è innevata, fatto molto raro in una calda giornata d'estate. L'Etna sì è innevata, però nei mesi invernali. E ancora le capanne. Questi abitanti dell'isola abitavano in capanne con capanne probabilmente di legno, coperte di paglia, un pagliericcio per tetto. Più in lontananza vediamo delle case con i tetti rossi che hanno un aspetto un po' più civile, ma comunque sempre un monolocale, diciamo, non sono edifici a più piani e con molte finestre. Quindi abbiamo una rappresentazione della Sicilia come se fosse un popolo al limite del selvaggio, abitatori di capanne con stracci che usano dei cesti fatti con dei sistemi molto semplici, pescatori e soprattutto ignoranti di medicina che hanno bisogno di farsi curare dai medici greci e quindi anche con vestiti molto discinti, quindi quasi selvaggi, una visione della vita della Sicilia abbastanza originale. Se poi colleghiamo un minimo di riferimento temporale a questa nave, che è un tempo abbastanza recente, potremmo dire che siamo intorno al IV secolo rispetto al tipo di nave che qua viene illustrata, quindi questa rappresentazione della Sicilia nel IV secolo è abbastanza originale. Se pensiamo che nel 415 Atene inizia l'avventura contro Siracusa e arriva proprio ad essere sconfitta e praticamente gli viene sequestrata tutta la flotta, perde tutto l'esercito e il dominio di Atene praticamente crolla istantaneamente su gran parte del Mediterraneo a vantaggio di Siracusa. Quindi qua siamo di fronte a una rappresentazione della Sicilia selvaggia, di fronte a un popolo che era invece quello greco, civile e molto raffinato. E qui abbiamo poi una rappresentazione del medico che veste un mantello rosso, un vestito verde e una striscia bianca, e un'allusione anche sicuramente alla bandiera italiana, quindi qui ci vogliono rappresentare come i siciliani che vengono istruiti da un arrivo di marinai greci che in realtà hanno i colori dell'Italia, una chiara allusione a questa evoluzione avvenuta grazie ai popoli italici che vengono qua a darci una mano, a sollevarci da questa situazione di arretratezza.